Ciao ragazzi, questo è il centro storico di Verona, il paradiso dello shopping. Anche a Verona, nel corso degli ultimi 20 anni, si è assistito all'arrivo delle grandi marche, che testimonia un appeal importante da parte di questa città, ma spesso è andato a scapito anche di famiglie che per lungo tempo hanno caratterizzato la vita commerciale di queste stesse vie. Ma la storia che vi racconto oggi va esattamente in controtendenza, perché è la storia della scommessa di una famiglia che vive e lavora da sempre in Lessinia e che oggi è approdata qui, nel capoluogo, proprio in centro storico, a pochi passi da Piazza Dante. È la storia della Gronel di San Rocco di Piegara, Rovere Veronese, della famiglia Grossule, produttrice di scarpe da montagna. Fondata da Nello Grossule, oggi brillante 93enne, ancora nel lontano... Oddio, questo mestiere l'ha fatto fin da quando era bambino. Come ha cominciato il nonno? Il nonno ha iniziato aiutando il papà come calzolaio. Poi nel dopoguerra si è reinventato e ha detto: ma perché non provo a realizzare le calzature da zero, proprio a farle le scarpe? E da lì ha iniziato, andava giù a Verona in centro con la bicicletta, acquistava il pellame, tutti gli accessori che servivano, il cuoio per fare le suole, e ha cominciato a tagliarle, a provare a farle, e ha cominciato a realizzare le prime scarpe che vendeva poi nei piccoli mercati qua in Lessinia. Scarpe da montagna comunque, sempre. Allora, ha fatto un breve periodo all'inizio dove realizzava scarpe da donna, però è stato un breve periodo. Poi la richiesta ovviamente qua nella zona per chi lavora nei campi e così era quella dello scarpone un po' pesante, e allora ha iniziato a realizzare questi scarponi in cuoio molto robusti che erano apprezzati proprio perché duravano ed erano anche comodi per il lavoro nei campi. Attualmente nella fabbrica sono impegnate circa 20 persone, ma in altri anni sono arrivati anche a 40 e hanno resistito. Nonostante i richiami della delocalizzazione che soprattutto a cavallo degli anni 90-2000 hanno portato decine e decine di aziende, anche locali, a produrre all'estero dove i costi sono più bassi, ma loro no. Loro hanno scelto di rimanere, pur affrontando sfide e costi non indifferenti. Ma perché sono rimasti lì? Non è stato semplice perché è un territorio che ha un estremo valore, ma che però industrialmente è effettivamente difficile. Nella storia ci sono state anche le opportunità di dire ci spostiamo, abbiamo forse più possibilità di diventare una grande industria andando, non so, nelle zone industriali eccetera, ma la mia famiglia non ha mai voluto fare questo passo, ha sempre preferito rimanere qua nel nostro territorio perché questa è casa nostra e riteniamo che sia anche un valore aggiunto proprio per il territorio, per le persone che ci lavorano. Noi con i nostri dipendenti siamo una grande famiglia, non sono neanche considerati dei dipendenti, sono dei collaboratori, siamo tutti una grande famiglia di persone che vivono, abitano e amano questi territori della Lessinia. E quanto è stato difficile essere coerenti con questa scelta? È stato molto difficile, soprattutto negli ultimi 20 anni, quando il settore calzaturiero è stato delocalizzato all'estero, in paesi dove la manodopera costa meno. È stato un momento molto molto difficile da superare, però noi credevamo nel valore di quello che facevamo, volevamo mantenere la qualità del lavoro e l'esperienza dei nostri collaboratori era fondamentale per poter mantenere il livello qualitativo che ci ha caratterizzato e che tuttora ci caratterizza in tutto il mondo. Voi producete totalmente in Italia?
Noi produciamo totalmente in Italia, dal taglio del pellame che facciamo in un piccolo laboratorio qui vicino a San Rocco, a tutte le operazioni successive, quindi l'orlatura, la giunteria, la costruzione del fondo, l'incollaggio, la messa in scatola e la spedizione del prodotto. Da qualche anno abbiamo anche la modelleria, quindi lo studio proprio dei nuovi modelli e la realizzazione dei prototipi internamente. C'è il Nello, ci sono i figli e ci sono i nipoti, insomma c'è la continuità della storia, sempre lassù, sempre a San Rocco di Piegara. La nuova leva si chiama Matteo, è lui che disegna i modelli che poi diventeranno scarpe che verranno messe in commercio. E lui parte da zero, fa tutto a mano, il prototipo nasce dalla sua creatività, fantasia e poi tutto viene disegnato, tracciato e cucito a mano. E solo dopo un attento esame l'articolo entra in produzione, ma tutto parte dalle mani. E questo è l'ultimo modello? Sì, l'ultimo modello che abbiamo realizzato. Come abbiamo? Chi è che l'ha fatto? L'ho fatto me. E come nasce un modello nuovo, Matteo? Dalla forma si crea una base della forma e niente, dopo si disegna il modello, si ricavano tutti i componenti. Quindi i prototipi nascono sempre tutti fatti a mano? Sì, totalmente. È importante questo? È molto importante. Perché? Perché bisogna essere capaci di realizzare il primo prototipo e dopo pensare all'industrializzazione, facendoli a mano la prima volta che si capiscono i problemi e si cerca di evitarli. Devo semplificare tutte le procedure di chi lavorerà dopo di me. Senti Matteo, chi è che ti ha trasmesso questa passione? Il nonno. Il nonno Nello? Il nonno Nello e mio papà. Il primo lavoro è stato a cavare i chiodi in manovia. E poi sempre di più i contrafforti, il taglio. Ecco, dopo mi sono specializzato nel taglio, diciamo. Qual è la bellezza di questo lavoro secondo te? La manualità. La manualità nel fare le cose dalla prima cosa, dalla nascita della scarpa fino alla fine. Tu sei un figlio d'arte? Sei un figlio d'arte, un nipote Sì, dai, d'arte? diciamo che sì. Perché ti emoziona questa cosa? Perché la mia vita basta. Uno degli elementi che maggiormente attestano la passione di questa famiglia per le calzature di montagna è la forte componente manuale, perché ogni scarpa, prima di arrivare alla conclusione del processo produttivo, viene presa in mano decine di volte, viene esaminata, viene controllata, viene sentita, perché è importante per la famiglia avere la percezione al tatto di cosa vuol dire portare una scarpa il cui utilizzo non sarà propriamente il passeggio cittadino. Anzi, in questa azienda si sono riforniti diversi alpinisti di fama mondiale che hanno scalato il tetto del mondo, spesso l'Himalaya, gli 8000, dove le condizioni sono davvero estreme. E la realizzazione di calzature come queste, estremamente importanti e molto tecniche, è lo specchio di una cultura del territorio, anche quella. Perché la Lessigna, pur non essendo dotata di grandissime cime, di fortissime altezze, comunque insegna. Insegna che per affrontare un territorio importante, difficile, occorre avere gli strumenti adatti. E le scarpe sicuramente sono uno di quelli. Dove vengono vendute poi queste scarpe? Noi vendiamo in tutto il mondo. Il 70% va all'estero. Il nostro prodotto va nel nord Europa, va soprattutto a Svezia, Norvegia, quei paesi lì. Negli Stati Uniti vendiamo molto, abbiamo dei clienti distributori negli Stati Uniti e poi il resto in Europa, diciamo un po' sparso di qua e di là per tutta Europa. Il restante 30% rimane in Italia ed è il prodotto, diciamo, proprio a marchio Gronel, che va distribuito tramite gli agenti rappresentanti
E Perché avete aperto a Verona? abbiamo aperto a Verona perché Verona è la nostra città, amiamo la nostra città ed è anche un po' un ritorno alle origini, a quando il Nello andava con la bicicletta in centro, in Piazza Erbe, ad incontrare i commercianti per acquistarsi i pellami e tutti gli accessori che gli servivano per realizzare le prime calzature. Quindi adesso tornate a far vedere cosa nasce? Esatto, torniamo dopo tanti anni a far vedere dove siamo arrivati e a proporre e a far vedere il nostro prodotto. Sarà contento il Nelo? Il Nello è molto contento, sì, è molto orgoglioso di essere riuscito ad aprire anche nel centro storico di Verona.